Citando l'attività sportiva del tiro con l'arco ai nostri ragazzi cresimati, ha voluto ricordare che per tutti noi al centro c'è Gesù. In particolare per chi ha ricevuto la cresima, ecco, il ricordarlo mi sembra che sia decisivo, perché noi siamo cristiani perché siamo di Cristo, siamo Suoi, siamo del Signore, e la nostra vita cristiana è proprio lo sviluppo della Sua vita in noi e il nostro desiderio che abbiamo di imitarlo sempre più da vicino. Ha invitato tutti noi a voler sempre bene comunque al Papa. Sì, ho ricordato un episodio della vita di Don Bosco che ricordava ai ragazzi questa importante verità che il Papa è il Papa sempre, gli si vuol bene sempre, chiunque esso sia. Credo che sia un aspetto importante per la vita della nostra fede, per il disegno che il Signore ha avuto sulla sua Chiesa, per il compito che ha dato al Papa. Per noi il Papa è il Papa e a lui facciamo riferimento sempre come roccia su cui poggia la nostra fede. Per lei personalmente questa vicinanza col Papa cosa ha significato e che cosa significa? Io credo che proprio il Papa in sé porti una grazia, per cui quando gli si è vicini questa grazia non può che in qualche modo trasmettersi. Io devo dire che c'è stata in questi anni, sia da un punto di vista umano e dal punto di vista poi spirituale della fede, perché stare col Papa è sempre un essere confermati nella fede, un crescere nella fede e quindi davvero un dono.